Ministro Galletti visita Gemona per riprendere in mano il progetto della Carbon Footprint. Da dove si riparte dunque? Si inizia un percorso molto ambizioso, quello di misurare le emissioni di gas nocivi sul comune di Gemona, e lo si fa con la collaborazione dell'Università di Udine, quindi lo si fa con un approfondimento scientifico molto forte. Il lavoro non finisce qui. Non è solo la misurazione è importante per iniziare un percorso, perché poi si dovranno studiare insieme al Comune di Gemona misure tese a ridurre le emissioni di gas nocivi, perché il finale è quello di avere una Gemona più pulita dal punto di vista ambientale. Questo è un vantaggio sia dal punto di vista della tutela della salute dei cittadini, della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, ma anche da un punto di vista economico. Sempre di più le città, le imprese, le associazioni, gli eventi che hanno il marchio di sostenibilità ambientale diventano appetibili per i cittadini e per i consumatori. Credo quindi che abbia due aspetti, uno ambientale e uno economico, molto importanti. Lei ha anche spiegato che bisogna stare attenti al rischio di incorrere in troppo marketing. Assolutamente, queste cose rischiano alcune volte di essere grandi operazioni di immagine quando si lanciano, ma a cui seguono pochi fatti. Se questo avvenisse sarebbe un danno per l'amministrazione, per il mio ministero e per i cittadini che non godrebbero dei vantaggi derivanti da questa operazione. Io credo che ci siano le condizioni invece per arrivare a un buon risultato. Certo, bisogna coinvolgere tutti, il Comune deve essere in prima linea, ci deve credere, deve seguire questo progetto con molta attenzione, ma dietro al Comune ci devono essere anche le imprese, ci devono essere i cittadini, le associazioni. Questi risultati si ottengono se tutti insieme si crede nell'obiettivo finale, cioè quello di una Gemona più sostenibile. Sul fronte delle risorse il Ministero è pronto a mettere in campo diversi milioni di euro su vari bandi. Sì, noi abbiamo molti bandi a livello nazionale, chiaramente rivolti a tutti i comuni, come è giusto che uno Stato nazionale faccia. L'abbiamo sulla mobilità sostenibile, penso ai 35 milioni previsti dal collegato ambientale per i corsi per la mobilità casa-scuola, casa-lavoro, penso ai 50 milioni per dotare le città e i paesi di colonnine elettriche per puntare sul sistema di macchine elettriche, penso all'acquisto di autobus, di mezzi pubblici nuovi, vari bandi, varie risorse per centinaia di milioni di euro che nei prossimi anni saranno stanziati a questo fine, che può essere un buon bacino, un buon viatico anche per il Comune di Gemona.